Ho un tumore al cervello incurabile che si propaga sempre più velocemente. Da un momento all'altro potrebbe provocare un ictus. Mi chiamo Roberto e vorrei porre fine ai miei giorni prima che diventino impossibili a viversi. Roberto, 67 anni, padovano, dal 2006 affetto da un tumore cerebrale, ha deciso di uscire dall'anonimato e rendere nota la sua vicenda per chiedere di poter essere aiutato a morire in Italia, a casa sua. Lo fa in un video diffuso dall'associazione Luca Coscioni dopo aver ricevuto il secondo diniego dall'USL al suicidio assistito. All'improvviso potrei perdere la vista, la parola, la capacità di muovere le braccia, le gambe. Purtroppo non c'è possibilità di cura. Ogni sera spero di morire nel sonno. La mattina faccio fatica ad alzarmi dal letto. Per questo ho chiesto di essere aiutato a morire come previsto dalla Corte Costituzionale. In Svizzera sono pronti ad aiutarmi, ma preferirei morire a casa mia. Con voce calma Roberto racconta la sua sofferenza quotidiana, in cuor suo si augura di morire nel sonno, per lui è una questione di dignità. Credo che una prognosi infausta come la mia debba essere un requisito sufficiente per avere l'aiuto del mio sistema sanitario. È una questione di dignità. Nel 2024 Roberto aveva presentato la domanda all'USL Padovana per la verifica dei requisiti richiesti dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale per poter accedere al suicidio assistito in Italia. A maggio del 2025 però aveva ricevuto un primo diniego da parte dell'ASL perché non sarebbe in possesso di uno dei 4 requisiti indicati dalla Corte, ovvero la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Al momento l'USL Sayuganea preferisce non rilasciare dichiarazioni.